che ce la possiamo fare tutti quanti. No, se mi spegne le luci non vedo le persone e non... No, aspetta. Notte. Ecco. Lascialo così per ora. Tanto non serve quasi... sono molto disubbidiente alle slide, quindi credo... Grazie, preferisco vedere le persone una a una. Allora, io non vi parlerò di matematica, anche se sono un logico, non in filosofia ma in logica è la mia formazione. Sono un logico che a un certo punto si è laureato in psicologia dello sviluppo e ha fatto un percorso alla Comunità Europea nei primi studi in neuroscienze ed ero nel gruppo degli scienziati cognitivi che hanno trovato la zona del cervello che cogniziona i numeri. Quindi casualmente mi sono trovata a studiare la cognizione numerica nei meccanismi cerebrali. Allora, cos'è che faccio io? Molto lontano dal plasmare i cervelli dei bambini. Noi ci occupiamo di plasticità cerebrale, cioè facciamo in modo che quelle che sono le strategie didattiche della scuola e dell'educazione garantiscano il meglio dalle potenzialità biologiche di ogni individuo per quello che riguarda lo sviluppo del cervello. È un po' un meccanismo complesso che un po' alla volta questa sera cercherò di dimostrarvi. E occupandomi di bimbi con... mi sentite poco, devo parlare più vicino, adesso è meglio. Occupandomi di bimbi con disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento, ho capito che se non riuscivamo a convincere il luogo dove lo sviluppo e l'apprendimento avviene principalmente, cioè la scuola, di quanto potente è nel rendere plastico il cervello dei bambini, avrei fallito tutto il mio lavoro di ricercatore, di persona di scienza. Per cui ecco che questi momenti sono fondamentali. Sono fondamentali perché soprattutto ci mettono nelle condizioni di cambiare questo momento tanto delicato e tanto demotivato di attenzione all'educazione, che invece è fondamentale dal punto di vista etico per i sistemi sociali. Allora, fatta questa premessa per spiegare che non plasmiamo niente, io oggi non vi parlerò di nulla che abbia a che fare con la matematica, perché sarebbe come dire che spiegando come il cervello evolve il linguaggio, si trattasse in realtà di studiare la letteratura. No, sono meccanismi completamente differenti. La matematica ha una epistemologia scientifica che riguarda proprio meccanismi di una scienza. Quello di cui io invece vi parlo questa sera è: ma il cervello come fa a condizionarla questa scienza? Quindi è l'altra parte della medaglia, è la parte di come avvengono i meccanismi della cognizione. E non potendovi parlare di tutti i meccanismi della cognizione che la matematica richiede, vi parlerò soltanto di quello più semplice, che è quello della cognizione numerica, dell'intelligenza numerica. Adesso fate un sorriso e respirate, perché altrimenti se mi guardate con questa faccia tesa tutta la sera, ecco, per me. Partiamo col farvi fare delle operazioni di calcolo a mente. Io adesso vi faccio fare delle operazioni di calcolo a mente per farvi sentire che cos'è la cognizione numerica. Allora ho bisogno di sapere quanti di voi sono insegnanti. Quanti sono semplici mamma e papà? Tutti gli altri. E quanti sono uditori appassionati di matematica? Quindi abbiamo proprio un bel insieme intersezione qui. Bene. Quindi scontenterò un po' tutti, perché cercherò di tirare la coperta da tutte le parti, ma probabilmente scontenterò ora l'uno ora l'altro, ma spero di avere modo di
affrontare i temi almeno a volo di rondine per farvi capire quanto è complesso e quanto è importante vederli da tutte le prospettive. Allora, il cervello, quando io lo nomino proprio come organo, come meccanismo del sistema nervoso centrale, non è la stessa cosa di dire il bambino. Il cervello è come dire la struttura. Quindi quando sentirete questa sera che nel mio linguaggio vi parlerò del il cervello fa così, vuol dire che siamo sicuri che sono meccanismi universali della cognizione numerica. Cosa vuol dire? Cerco di rendervi un attimo il linguaggio comprensibile. Per quello che riguarda l'approccio scientifico che seguiamo noi, i meccanismi individuali si dividono in meccanismi universali uguali per tutti e poi differenze qualitative. Facciamo un esempio: tutti quanti noi abbiamo due occhi, un naso, una bocca, ma nessuno di noi assomiglia all'altro pur avendo lo stesso identico meccanismo universale. Mi sono spiegata? Quindi i meccanismi di cui vi parlerò stasera sono meccanismi che sono garantiti a tutti i nostri bimbi, ma che qualitativamente avranno delle differenze che faranno sì che ciascuno cognizioni differentemente dall'altro. Ciò nonostante i meccanismi universali devono essere garantiti dalla scuola, altrimenti sarebbe come se il sistema mancasse di una parte che invece il cervello possiede. Mi guardate confusi, ma ce la faremo. Da dove partiamo? Vi faccio fare un calcolo a mente corrispondente all'età mentale della terza elementare, va bene? Molto semplice, ecco, ciascuno lo fa per suo conto. Io prendo il tempo solo perché il meccanismo del tempo indica come il cervello abbia attive le interconnessioni di quel calcolo. Quindi quando io vi dico stop vuol dire che è il tempo che un bambino a 8 anni impiegherebbe se il suo sistema fosse abile perché esercitato bene, va bene? Proviamo. 178 più 89, via. Stop. Dai che ce la facciamo. Adesso facciamo la meno. 179 meno, non mi ricordo più il numero, avevo detto 98, via. Stop. Adesso facciamo la per. Abbiamo più secondi e poi vi spiego cosa vuol dire. 179 per 98. Poi alla fine della serata capirete che invece in termini di plasticità è facilissimo insegnarlo e potenziarlo. Adesso facciamo la diviso. 179 diviso 98. Stop. Vedete, i matematici appassionati dicono è facile questa, intelligono. E com'è che intelligono? Hanno un bernocolo che il buon Dio ha distribuito ad alcuni sì, alcuni no, o l'universo è chi per lui? Ecco, è una delle questioni che mi pongono sempre. Vediamo se per quando abbiamo finito di parlare insieme l'abbiamo risolto questa questione del bernocolo. Beh, allora, dopo vi dico la frase che potrei dirvi considerando quanti di voi non sono riusciti a eseguire questi calcoli a mente. Cioè in base ai parametri di risposta corrispondenti all'età noi potremmo ipotizzare che abbiamo molti soggetti con un disturbo del calcolo che si chiama discalculia evolutiva in coloro che non li eseguono, cioè il cervello smette di avere competenze plastiche che dovrebbe avere. È possibile che così tanti soggetti adulti, competenti, intelligenti che vengono a conferenze di matematica il venerdì sera abbiano cervelli che si siano deplasticizzati così al sistema numerico? Qualcosa sarà accaduto?
Allora, si tratta di capire che cosa sarà accaduto. Io, siccome ho poco tempo, vado proprio a volo di rondine e vi racconto le storie di questi due ragazzini che mi consentono di spiegarvi un po' di elementi che intervengono in questo cosa accade nel tempo. Leggeteli insieme a me, non leggeteli da soli, perché tanto se no vi spiego la storia non serve. Questi sono due bimbi che io ho cominciato a studiare per essere cognitivamente, tanti anni fa, avevano un profilo, si dice neuropsicologico basale, cioè di capacità cognitive, perfettamente equiparabili. Quindi due bambini che si presumevano potessero avere uno sviluppo d'apprendimento simile, invece hanno due storie evolutive differenti nell'esperienza verso la matematica. Allora, Luigi a 5 anni e mezzo mi diceva: io i numeri li so più che bene, benissimo, meglio delle lettere, li so da prima delle lettere che ero piccolo piccolo. Poi vi racconto che cosa vuol dire quando i bimbi sanno i numeri prima delle lettere che erano piccoli piccoli. So che avete avuto l'incontro con Vallortigara, quindi tante cose le sapete già sull'intelligenza numerica preverbale, no? Presente anche negli animali. È un'indicazione molto importante quella che dava Luigi. Lui cognizionava le quantità e ne era consapevole. Francesca mi diceva, sempre a 5 anni e mezzo: io con i numeri ci gioco, io ti dico 1 e tu mi dici 2 e così via. A giocare a campana sono bravissima. Addirittura Francesca sembrava possedere un meccanismo cognitivo che si chiama N1 e che è il meccanismo che sta alla base della successione di quantità. Quindi tutto ci faceva pensare che Francesca avesse una competenza sui numeri molto adeguata e pronta all'istruzione scolastica. Alla fine della quinta elementare i due bambini parlano così. Luigi dice: io a scuola sono un campione, la matematica mi piace più della maestra. È bellissima questa identificazione, Mi viene facile, attenti alle parole, mi viene facile, chi intellige gli viene cognitivamente. Anche la mia mamma lo racconta a tutti, abbiamo una valenza sociale della matematica straordinaria, per cui tutte le volte che i genitori mi portano i bambini disperati perché sembra che la scuola insomma identifichi difficoltà enormi, tendono a dirmi: ma professoressa, guardi, per me è la stessa cosa, io non capivo niente in matematica quando avevo la sua età. E questo sembra ecco, come avvalorare l'idea, insomma, noi non siamo stati baciati dalla matematica dell'universo, che volete da noi, non l'abbiamo ricevuta, no? Così come vale l'opposto, cioè un bambino che in matematica abbia dei risultati buoni viene percepito dall'insegnante come un bimbo intelligente. Addirittura c'è una ricerca che vi cito molto interessante, cross culturale, cioè tra tanti paesi differenti, in cui sono stati dati dei termini per spiegare come gli insegnanti vedono bambini che sono bravi in matematica ma non nelle altre discipline, e bambini che sono bravi in tutte le altre ma non in matematica. Ve la faccio breve perché ho poco tempo. Chi è bravo in matematica è definito intelligente, chi è bravo in tutto il resto è definito diligente. Sentite che la parola indica come noi, no, proprio interpretiamo questa competenza. Francesca a 10 anni mi diceva: a scuola la matematica è alti e bassi, un po' più di bassi, per il resto sono bravetta, con i problemi alla lavagna divento tutta rossa e mi si sconfusiona la mente. Io non so se abbiate mai avuto l'esperienza cognitiva della sconfusione della mente, è un'esperienza bellissima che, se faccio in tempo alla fine della serata vi mostro anche in una diapositiva. C'è un meccanismo all'interno del cervello che si chiama amigdala, è il meccanismo che controlla le reazioni emotive. L'amigdala ha il compito di difendere l'individuo, l'essere vivente, quindi non la persona, proprio di difendere l'essere vivente. Cosa fa l'effetto protezione? Cioè ti tiene lontano, come dire: se io
in questo momento inciampassi in un gradino, mi scottassi con il fuoco, tutte le volte ripassando nella stessa situazione la mia amigdala mi farebbe battere il cuore, entrare in sudorazione, perdere e immediatamente ritrarmi. Riesco a spiegarvi velocemente il meccanismo e allora l'avete già capito. La stessa cosa ha come compito l'amigdala quando di fronte a un compito scolastico sbagli una volta, 2 volte, 3 volte, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Se quel cervello è sano, quell'amigdala ti protegge e genera la sconfusione cognitiva. Mi sono spiegata? Quindi noi impieghiamo ore per riplasticizzare l'amigdala a smettere di scappare dal compito cognitivo e finché non lo facciamo blocchiamo lo sviluppo del sistema nell'intelligere e non c'è niente da fare. Questi sono meccanismi universali, cioè non dipendono dalla volontà dell'individuo. Fate un sorriso, che è bello, che la scuola è potentissima, può tantissimo, che un bravo insegnante modifica nella plasticità del cervello di un bambino più di ogni altra esperienza di vita. Dopo ve lo mostro con delle diapositive che vi resteranno evidenti senza parole. Quello che può un insegnante, neanche Freud in persona può. Sto scherzando. A 13 anni sta finendo la scuola media e Luigi dice: guarda, sono bravo sul serio, non c'è che dire, mi fa sentire bene, sentite, mi fa sentire bene, perché per me è facile, più facile che il resto. Sentite l'intelligere cosa fa, intellige, entra e vede cognitivamente. Francesca dice: aiuto, è un disastro, mi iscrivo alle magistrali, speriamo bene. Questo fenomeno che si chiama tecnicamente disorientamento cognitivo è un fenomeno che noi in università stiamo cercando in tutti i modi di arginare, ma è pazzesco. Nello studiare che cosa orienti i ragazzi a scegliere di laurearsi in una materia piuttosto che un'altra, ci sono delle variabili forti, la proiezione di sé nel futuro, il lavoro che ti piace fare, l'influenza della famiglia, degli amici, della rappresentazione della società. Ci siamo, cioè ci sono elementi forti, ma sapete qual è l'elemento sine qua non? Matematica sì, matematica no. Se la storia di successi in matematica è tale per cui tu ti puoi consentire di fare qualunque cosa, puoi tranquillamente andare a fare lettere antiche. Ma se la tua storia in matematica è negativa, allora è meglio che tu scappi da tutto quello che ha a che fare con questo tipo di apprendimento. E questo disorientamento è veramente radicato al punto che, per esempio, per psicologia abbiamo frotte di ragazzi che pensano di trovare delle discipline che guardano negli occhi gli esseri umani, entrano nei labirinti e li modificano, invece no, incontrano esami come statistica e analisi dei dati e corrono, o come quando è stato qualche mese fa che ad un certo punto corsi di laurea per diventare insegnanti non superavano gli esami di didattica della matematica. Io oramai nel mio ateneo i ragazzi mi riconoscono, sono una figura un po' particolare per loro, per cui ce ne troviamo 300 fuori dalla mia stanza al Bo che vengono a bussare e a chiedermi se gli facevo una diagnosi di discalcolia evolutiva, perché preferivano avere un cervello disfunzionale, ma una riduzione del carico d'esame. Capite che cosa accade? E quindi a 17 anni Luigi mi dice, questa storia è bellissima, lui mi dice: sto studiando Galileo. E mi capita che davvero, vi devo dire, Luigi vinceva tutte le Olimpiadi matematiche, eccetera. Sto studiando Galileo e mi capita che davvero io vedo il mondo in termini di triangoli e quadrati. Solo che quando lo dico agli altri, soprattutto le mie compagne si stufano. Ecco, la storia di questo racconto che mi fa Luigi è così.
lui invita a cena questa compagna di classe. Siccome era abituato a sentirsi molto intelligente in matematica e molto attraente per questa sua competenza, per essere molto attraente con lei, al brindisi con il bicchiere di vino e il calice, lui vuole spiegarle come mai la goccia di vino non scende se con una proiezione perfettamente ortogonale. Ci riesce a spiegarle, no? Ma lei ha una reazione che lui non si aspettava e quindi decide di non uscire più con lui, e lui mi continuava a dire: vedi che le femmine in matematica non capiscono. Ecco, Francesca, non ne posso più, via da me, mi iscrivo a lingue così sono sicura di liberarmene per sempre. Invece per fortuna non lo ha fatto, si è laureata in scienze della formazione primaria e ha finito una specializzazione che facciamo di alta formazione per gli insegnanti che vogliono imparare la cognizione matematica, e lei è una degli autori dei programmi di plasticizzazione del calcolo che facciamo, perché è una delle insegnanti che, conoscendo i meccanismi di errore, è di maggiore aiuto a tutti noi a studiare come evitarli. Quindi per fortuna la storia di Francesca è una storia che ha un'evoluzione, è come dire, meglio che sia andata male piuttosto che sia andata bene. Allora adesso io vi devo dare un po' di allerta, cioè perché mi sentite anche parlare a cuore aperto così, perché credo che l'emergenza sia tale per cui non ci possiamo più consentire che i matematici facciano un percorso distante da quelli che fanno le scienze cognitive. Dobbiamo trovarci ad un punto di incontro e capirci. Noi abbiamo assolutamente bisogno che i didatti della matematica ci aiutino, e forse i didatti della matematica devono conoscere un po' meglio come funziona il sistema di apprendimento, altrimenti, restando a Piaget, è come se noi restassimo ad Epicuro. Con tutto il rispetto per Epicuro, la matematica ha camminato tanto, quindi con tutto il rispetto per i modelli psicologici che vengono adoperati, però c'è tanta scienza che bisogna che si incontri, altrimenti la didattica continua ad avere dei risultati scolastici difficili, e il fenomeno mi preoccupa perché ha preso i toni della patologia dell'apprendimento. Ho corso, mi avete seguito. Cioè, che succede? Succede che questi sono i dati che abbiamo presentato all'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia, quindi non c'entrano con i dati dei vari OCSE PISA, dei vari, come si chiamano, invalsi, non sono studi prestazionali, sono studi di funzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in una classe a 8 anni, quindi una terza elementare, in media ci sono 5 bambini che presentano un profilo d'apprendimento nel sistema numerico fortemente compromesso, come se fossero, si chiama discalculia evolutiva, cioè con disturbi dell'apprendimento del sistema numerico. Se poi questi bambini sono sfortunati, ma è fortunata l'insegnante, quegli stessi 5 bambini vanno male nella soluzione dei problemi matematici. Se invece sono fortunati i bambini, ma è sfortunata l'insegnante, nella stessa classe ne ha altri 5 che vanno male sui problemi. Poi i problemi aritmetici è diverso dai problemi geometrici, per cui noi abbiamo che alla fine della terza elementare dal 20 al 50% dei bambini presenta un profilo d'apprendimento già molto affaticato. E nel dirvi molto affaticato intendo non nei risultati a scuola, cioè prendere il 5, il 6, il 7, ma nelle capacità di apprendimento attivo, e dopo cerco di parlarvene meglio. Se però ci vogliamo consolare, alla fine della scuola superiore è molto peggio. Cioè alla fine della scuola superiore solo il 20% dei nostri ragazzi è in grado di svolgere calcoli sul sistema numerico, calcoli a mente per approssimazione senza errori. Giustamente i matematici amici mi dicono sempre: ma i calcoli non sono la matematica. Perfetto. Un conto è il calcolo, un conto è la cognizione numerica, che è quella di cui vi voglio parlare. Così, vediamo se mi viene l'esempio. Potrei io
capire di letteratura, di poesia, se non sapessi adoperare correttamente la lingua italiana? Probabilmente no. Quindi tra linguaggio e alfabetizzazione non c'è perfetta corrispondenza. Ma come si fa ad avere elevata alfabetizzazione se non ho la struttura? Riesco a spiegarmi? Quello di cui vi voglio parlare è: ma come si garantisce questa struttura? Perché se abbiamo 80% dei ragazzi di scuola media superiore che non ha la struttura della cognizione numerica, o veramente il buon Dio, l'universo, chi per loro hanno reso molto poco funzionali queste capacità, o ci dobbiamo domandare cosa sta accadendo dopo tanti anni di scolarizzazione. Allora, vi dico come si definisce la discalculia, per spiegarvi un attimo la mia posizione. Sapete che adesso da qualche mese c'è una legge sui disturbi dell'apprendimento, no? Siete tanti insegnanti. Questa legge sui disturbi dell'apprendimento dice che la scuola si deve organizzare per tutti quei bambini che hanno dislessia, disgrafia, discalculia, cioè disturbi specifici dell'apprendimento. Cos'è un disturbo specifico dell'apprendimento? Guardate qui, è un disturbo a patogenesi organica, geneticamente determinato, espressione di disfunzione cerebrale. Vediamo se mi riesco a spiegare. Quando un bambino ha un disturbo dell'apprendimento, ha una patogenesi organica, cioè la causa del disturbo d'apprendimento non sta nella didattica, nella relazione con l'insegnante, nei modelli significativi che gli adulti rappresentano, ma sta in filamenti cromosomici che presentano deiezioni o rotture. Mi sto spiegando? Queste sono sicuramente determinate a livello originario, all'inizio del sistema, e quindi sicuramente prenatali, e sono espressioni di una patologia cerebrale. È possibile che la scuola, tutti i bambini che fanno fatica ad apprendere, li riconosca come bambini con una patologia del sistema nervoso centrale? E a dirvelo sono io che in Italia le ha fondate le società scientifiche sui disturbi d'apprendimento. Sono una delle persone che ha il suo cuore mentale e umano a studiare i bimbi con disturbi d'apprendimento. Ci sono, ma quanti bimbi hanno un disturbo dell'apprendimento nella cognizione numerica? Il dato più credibile nel mondo è 2 ogni 1000. No, 5 ogni 25. E per essere 2 ogni 1000 siamo molto molto larghi nel prendere dentro questi bimbi. Quindi io non ne posso più di bimbi che arrivano da me con profili di disturbi d'apprendimento quando sono difficoltà d'apprendimento legate al meccanismo scolastico. Ho bisogno che ci aiutiamo insieme. Perché? Perché nel disturbo d'apprendimento possiamo garantire di evolvere, ma di non superare. Mentre nella difficoltà d'apprendimento, in 15-20 ore di strategie pertinenti, risolviamo il problema ai bambini. E allora io lo sento un dovere morale. Mi sono spiegata? Perché adesso vi devo dire delle cose che... Allora, vi rilasso un attimo. L'altro giorno avevamo avuto un seminario durissimo in dipartimento su quali fossero nei legamenti cromosomici gli elementi che intervenivano a determinare la discalculia nella rottura, evito di dirvi la catena, perché se no non verreste mai più ad ascoltarmi. Era duro anche per me. Alla fine di questa mattina io vado in uno dei centri dove facciamo il potenziamento dei meccanismi dell'apprendimento e giù dalle scale dell'amministrazione vedo scendere un bimbo tutto saltarellante,
che cantava somme di numeri con delle strategie che evidentemente i miei ricercatori gli avevano insegnato. Così mi guarda e gli dico: ma tu che fai qui? E lui mi dice: mi sono perduto. Allora andiamo di là e chiacchieriamo insieme di tante cose. Era il periodo prima di Natale, perché gli racconto di Babbo Natale, che cosa avrebbe fatto Babbo Natale per lui, e lui mi dice che non era tanto convinto che Babbo Natale fosse vero, perché dove ce l'aveva un garage così grande per metterci tutti i regali dei bambini del mondo, questo Babbo Natale qui. Allora mi è venuto un moto di grande tenerezza e gli ho detto: ma tu Stella, questi filamenti annodati dove ce l'hai? Lui mi guarda e mi dice: in tasca. E mi tira fuori dalla tasca questo grumo di fili che durante tutta la mattina lui aveva annodato e annodato, perché apprendere è difficile e se l'insegnante non sa come facilitare l'apprendimento, quel bambino farà non soltanto la fatica del suo sistema, ma la fatica di un insegnamento che non lo sta facilitando o aiutando, ma anzi mettendo in condizione cognitiva ancora peggiore. E adesso ci arrivo a spiegarlo, no? Ma il problema loro ce l'hanno. Perché? Perché se non cognizionano e non intelligono, non apprendono, tutto viene inserito in meccanismi di apprendimento che si chiamano memoria breve termine passiva, che è un meccanismo sano che nel giro di poco tempo, cioè un quarto d'ora, 20 minuti, butta via tutto quello che è stato appreso male. E per fortuna lo butta via, perché se invece lo mantiene